A livello statale abbiamo presentato un emendamento che richiede al governo 150 milioni per finanziare la legge speciale che è statale per Venezia e la Gronda Lagunare. Questo emendamento è stato ritenuto inammissibile, quindi non si è nemmeno voluto procedere a una discussione in aula, proprio per la volontà politica di non rispondere a questa esigenza, ovvero di rifinanziare una legge che è stata fondamentale per Venezia e le città limitrofe della Gronda Lagunare. Noi chiediamo che i soldi vengano stanziati, questo è il primo governo, quindi il primo governo Meloni a non finanziare questa legge, che è fondamentale per tutti i cittadini, e dopo il taglio riservato agli enti locali, quindi ai comuni che avranno 80 milioni di euro in meno e le regioni di conseguenza sono costrette ad aumentare le tasse, vedi il Veneto con l'IRAP, questa è una soluzione inaccettabile che mette in ginocchio un territorio e non solo una regione intera. Si tratta di una legge speciale, quindi la possibilità di rifinanziarla c'è sempre, quindi è una valutazione del tutto politica quella di rendere inammissibile un emendamento. Non si può trattare così un emendamento e una proposta parlamentare. Quello che invece abbiamo proposto in Consiglio regionale ormai un anno fa era un ordine del giorno per far sì che la giunta regionale si interessasse al problema del rifinanziamento della legge speciale, sapendo che dopo il 2024 ci sarebbero stati 0 euro per Venezia e la sua laguna. Questo impegno, che era stato anche accolto da parte della Giunta perché era stato votato all'unanimità dal Consiglio regionale in quella sessione, è poi stato completamente disatteso e quindi insomma bisogna assolutamente rilevare la mancanza di impegno e di attenzione anche da parte della Giunta regionale, che a parole parla di autonomia di Venezia e dell'attenzione per i territori, ma quando è a Roma dimentica il suo territorio e privilegia l'appartenenza politica alla stessa maggioranza di governo. Noi come Consiglio Comunale già all'inizio della consigliatura nel 2020 abbiamo votato favorevolmente all'unanimità una mozione che chiedeva proprio questo al governo. E questo governo, che è salito dopo, non sta dando risposte a questa richiesta che è stata fatta con in maggioranza proprio quei partiti che adesso sono in giunta in Comune di Venezia.